Non si placano a Marostica le polemiche sulla gestione dell'hotel Adele di Vicenza, al centro di una vera e propria bufera sulla gestione dei migranti, che vede direttamente coinvolto il consigliere di minoranza del Movimento 5 Stelle, Gedorem Andreatta. E mentre il sindaco Marica Dalla Valle chiede sia fatta chiarezza sul coinvolgimento dell'esponente grillino, oggi sul caso interviene anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che indica il caso dell'hotel Adele come solo uno degli esempi di mala gestione dei migranti. In Italia la gestione dei profughi è troppo affidata ai privati e si capisce dalle notizie di stampa quotidiane che molti fanno business sulla gestione dei profughi, fanno business nell'ospitalità e peggio ancora c'è chi addirittura fa business al caporalato, come abbiamo visto dagli arresti e dalle indagini delle procure. Direi che poi davanti non abbiamo spesso profughi, ma 8 volte su 10 abbiamo degli immigrati, quindi vuol dire che 8 volte su 10 siamo chiamati ad ospitare persone che non scappano dalla morte, non scappano dalla fame. Quindi prima vengono i nostri profughi, cioè i nostri cittadini che tentano a sbarcare il lunario, e poi quelli del resto del mondo.